E allora ne usiamo una sola e ce la passeremo. Inizi tu, inizio io. Che tocca insieme. No, allora, intanto benvenuti a questa nuova manifestazione di Ascolta l'Africa. Ormai gli anni sono tanti, dal 2005. Dal 2005, sì. E quindi tutti gli anni abbiamo, insomma, grande gioia di rivedervi perché ci seguite e siamo contenti. Avevamo anche prenotato una serata bellissima e vedete che ce l'hanno data, quindi quest'anno non possiamo lamentarci, perché siamo qui, lo sapete, Ascolta l'Africa come tutti gli anni conclude le sue giornate di lavoro con questa grande festa. Oggi pomeriggio c'erano tanti bambini, c'erano i gonfiabili, hanno giocato, l'animazione di Pazza Animazione, c'era la farinata che c'è ancora. E lì diciamo grazie. Grazie da Lucio, l'Equo Solidale che ha offerto il gelato, perché diciamo così, quello che si è raccolto in giornata, verrà portato direttamente a Murai nella missione dove Ascolta l'Africa opera, direttamente da alcuni volontari. Partiamo quest'anno il 23 di luglio, quindi in piena estate, ma lì che se ne dica, siamo in Africa ma fa sempre freddo perché siamo a 1600 metri, quindi di notte abbiamo anche una bella coperta. Allora adesso cerco di snodarlo, eccolo qua. Buonasera. Buonasera. Ciao. Grazie Don Massimo e Maria. E io dico grazie ad un'associazione importante per la nostra città come Ascolta l'Africa. La nostra città si caratterizza soprattutto per una grande volontà di solidarietà fatta da tante persone che ogni giorno in silenzio dedicano il loro tempo, il loro impegno ad altre persone che hanno bisogno, e questa è una grande ricchezza per la nostra città. La solidarietà è una cosa importante, però è anche molte volte la parola solidarietà è una parola che può essere vuota se non si riempie davvero di un impegno concreto. Ascolta l'Africa è questo, un impegno concreto fatto da persone che vogliono aiutare altre persone, e ogni anno, come delle formiche, accumulano qualcosa per poi portare qualcosa a queste persone che hanno bisogno. La solidarietà è questo, non sono le parole, anche le parole servono, le parole aiutano, possono aiutare, ma poi la solidarietà è fatta di atti concreti, ed è per questo che noi cerchiamo di sostenere come possiamo questa associazione Ascolta l'Africa, perché è una dimostrazione appunto concreta di solidarietà. E quindi davvero grazie. Don Massimo è il presidente di questa associazione, composta da tanti volontari, animata dal pensiero e dall'azione di Don Livio, che non finirò mai di ringraziare per quello che ci porta, che ci dà con il suo aiuto, con il suo pensiero, con il suo conforto. Ecco, io credo che davvero questa presenza di Ascolta l'Africa è davvero una ricchezza per la nostra città, non solo per le persone che vengono aiutate, anche per la nostra città. Grazie e buona serata a tutti. Grazie. Nella figura in particolare di Don Cristiano Rezzi, che è l'assistente della pastorale giovanile diocesana, appunto della diocesi di Tortona, questa sera era dispiaciuto perché non ha potuto essere qui. Oggi c'era anche l'assemblea diocesana, quindi eravamo tutti a Tortona. Allora lo ritirerò io, in nome di questo mio confratello. In qualità di presidente. In qualità di presidente, ciao. In qualità di presidente lo ritiro io, però volevamo veramente consegnare questo e facciamo un applauso proprio ai ragazzi della pastorale giovanile, perché davvero impegnarsi e rinunciare anche a vacanze per avere questo tipo di esperienza è davvero un segno di speranza anche per la nostra, il nostro mondo e la nostra società. Quindi tu ti farai... Se questa è la gioventù, abbiamo speranza. Benissimo, e quindi grazie a te che consegnerai. Lo ritirerò e lo consegnerò. Benissimo, benissimo.
bentrovati. Scusate, sistemiamo un attimo la situazione perché qui ogni momento ha la sua caratteristica. Grazie Dante, ha sospeso un attimo di scrivere la Divina Commedia, è venuto qui. Ce l'hai con te? Grazie. Metti qui tutto quello, bravo, grandissimo. Questo qui lo appoggiamo sopra, grazie, così intanto io faccio la prova della festa, bellissima qui a Novi Ligure in Piemonte. Ho chiesto informazioni, hanno saputo dirmelo un po' così a spizzichi e bocconi, cioè nel senso che ho chiesto perché Novi Ligure si chiama così se è in Piemonte. E allora mi hanno spiegato che c'era una storia di confini che fin dai tempi, no, dell'unità d'Italia erano in un modo, poi sono stati fatti in un altro, e quindi prima questa cittadina era in Liguria, adesso è in Piemonte. Niente, comunque è interessante quello che è venuto fuori, e ho detto che cosa vado a raccontare. Io quando comincio queste serate all'inizio non sappiamo mai che cosa dire, no? Anche dopo in realtà. Però diciamo che spesso io vengo presentato come comico. Ecco, no, voglio chiarirlo subito, no, io non sono un comico, anzi detesto in qualche modo, in un certo qual modo, essere chiamato così. Scusate. Questa parola comico oggi è una parola usata, strausata, abusata. Oggi basta che uno dica due cazzate e subito dicono lì è un comico. No. Sarebbe come definire matematico il mio amico Carlo, perché ha l'abitudine di dire tutto sommato. Ecco, no, non è la stessa cosa. Perché faccio sempre un esempio su tutti, no? Cioè, anche perché questa cosa, sì, però fai ridere. Sì, però non è che se fai ridere tu per forza di cose devi essere definito comico. Non è così. Faccio un esempio su tutti, un grandissimo artista, da cui ovviamente tengo anche le distanze perché non voglio paragonarmi certo a lui, però Giorgio Gaber per esempio faceva ridere tantissimo, ma solamente un cretino potrebbe definire Gaber un comico. Gaber non era un comico, però faceva ridere, quindi quando qualcuno fa ridere non per forza di cose abbiamo da dire un comico, no? Questo. Però sicuramente avrete visto magari una serie di spettacoli di questo genere. Io preferisco parlare di intrattenitore in generale, intrattenitore, dove ci scappa magari un sorriso ogni tanto. Però non so se avete notato che questa tipologia di spettacolo spesso arrivano i cosiddetti comici, no? Che li chiamano così, comici, tanto per capirci, salgono su questo palco, parlano sempre di tutto tranne che di una cosa, cioè del fatto che loro sono comici. Cioè non parlano mai di quella grandissima e bellissima emozione dell'essere umano che è il ridere. Ecco, io vorrei in apertura questa sera, in questa prima, sto facendo una piccola prefazione e poi comincio veramente. Due persone si sono incontrate, si sono presentate, uno ha detto all'altro, permette? Sì, permette, io sono Massimo Orgasmo e l'altro, oh piacere, no guardi, il piacere è tutto mio. Ecco, guarda questi estremi qua. Ecco, questo per dire come la risata ti colga di sorpresa. Ma dicevo però che la risata è essa stessa sorpresa. I greci chiamavano questo con una parola greca, giustamente i greci non è che parlassero aramaico, i greci usavano la parola aprosdoketon, che vuol dire l'inatteso, l'inaspettato, la cosa che ti sorprende, che ti coglie di sorpresa e ti fa ridere, perché la sorpresa ci fa ridere. Attenzione, la sorpresa ci regala tante emozioni. La sorpresa ci regala per esempio la meraviglia. Davanti a un gioco di prestigio tu resti sorpreso ma ti meravigli. La sorpresa ci regala la paura. In un film, un thriller, c'è una scena che ti coglie all'improvviso di sorpresa, ti spaventi, ma la sorpresa ci regala anche il sorriso. E se noi andiamo a vedere, possiamo prendere come esempio proprio quella che potrebbe essere considerata la regina della risata popolare, ma non solo popolare, anche nobile e aristocratica, perché anche loro se le raccontano, la barzelletta. Che cos'è una barzelletta? Comunque, questa è una storiella straordinaria che ha proprio il tema fortissimo indicato per questa festa, che è il tema di Dio. Ci sono tre individui, tre rappresentanti delle tre grandi religioni monoteiste che discutono. C'è un cristiano cattolico, un musulmano, un ebreo, che discutono su quale sia il Dio più potente. Il cristiano dice, ma guarda, il mio Dio è potentissimo. Pensa che l'altro giorno io ho preso la mia barca e sono andato in mezzo al mare e a un certo punto è arrivato un tornado, ma non un tornado qualsiasi, il tornado peggiore mai visto sulla faccia della terra, una cosa inenarrabile, impressionante, una cosa, ho detto, qui è finita, Dio, aiutami tu. Oh, non ci crederete, ma attorno a me
Il mare era in subbuglio, si alzavano muraglie di acqua, ma lì dove c'era la mia barca l'acqua era ferma, piatta, e io mi sono salvato. Un musulmano, figurati. Io l'altro giorno ero sulle montagne dell'Afghanistan e a un certo punto è arrivato un terremoto, ma non un terremoto qualsiasi, il terremoto più terribile mai visto sulla faccia della terra, una cosa impressionante. Ho detto: qui è finita, Allah, aiutami tu! Oh, non ci crederete, ma tutto attorno vibrava. Si scontravano le montagne, nascevano nuove catene montuose, ma quella roccia sulla quale io appoggiavo i piedi era ferma, salda, e io mi sono salvato. L'ebreo. Figurati che l'altro giorno io sono uscito di casa e mentre camminavo per la città lungo il marciapiede, a un certo punto ho visto per terra un portafoglio. Sì, ma non un portafogli qualsiasi. Questo era il portafogli più pieno di soldi mai visto sulla faccia della terra, una cosa impressionante. Uscivano soldi da tutte le parti, c'erano assegni in bianco, non intestati, a 9 cifre, firmati, una cosa incredibile, ma era sabato. E noi al sabato non possiamo fare niente, capisci? Non possiamo nemmeno chinarci per raccogliere un oggetto, non possiamo fare nulla. Ho detto, Yahweh, aiutami tu. Oh, non ci crederete, ma tutto intorno era sabato e lì era venerdì. Storielle a prosdoche. Chi ha scritto cose di questo genere? Sentite. Allora, lui era un giovane poeta, in casa era osteggiato dalla famiglia perché non volevano che lui facesse questo mestiere, però lui ovviamente se ne fregava come tutti i giovani di tutte le epoche, no? E ha scritto, a proposito di questa sua situazione, questa frase che io trovo meravigliosa. Maurice Donet scrive: se avessi detto a mio padre che io volevo scrivere, mi avrebbe risposto: a chi? Fantastico. Come definiva i matrimoni della sua epoca Maurice Donet: i matrimoni di oggi né unione né moltiplicazione, ma delle addizioni in attesa della divisione. Era molto matematico nel suo esprimersi. Una cosa bellissima che lui ha detto alla sua donna, e io trovo fantastica, generalmente di solito alla fine di questa frase scatta un applauso, non già a me che sono un umile latore di queste notizie, ma proprio a Maurice Donet che ha scritto questa cosa stupenda per la sua donna. Gli ha detto: niente ti sta meglio di niente. Fantastico, un poeta straordinario. Oppure altre frasi che ha scritto, tipo: ci sono molte donne che il giorno dopo il loro matrimonio sono vedove del marito che avevano immaginato. Ora, la cosa straordinaria di tutto questo, signori, che noi stiamo sorridendo qui in questa piazza insieme ai pensieri espressi da gente alla fine dell'Ottocento. Erano modernissimi questi qui, modernissimi, straordinari. Come ha definito i riflessi Maurice Donet, cosa sono i riflessi? I movimenti che si fanno senza riflettere. Ecco, altro straordinario poeta idropatico, Alphonse Allais si chiamava, forse considerato il più grande di tutti. Pensieri di Alphonse Allais, analoghi a quelli di Maurice Donet. Sentite questo: Shakespeare non è mai esistito. Tutte le sue opere sono state scritte da uno sconosciuto che aveva il suo stesso nome. Ora, questi erano, mi spiace non potervi fare vedere le immagini di questi poeti, perché questi poeti, voi li vedete, erano tutte persone a modo, cioè proprio tirando, e dici, cavolo, ma che gente, no? Erano fuori come dei balconi, completamente. Altre cose, frase storica di Alphonse Allais: diciamo di ammazzare il tempo come se purtroppo non fosse il tempo ad ammazzare noi. Drammatica. Il caffè, parla del caffè, come lo definisce: il caffè è una bevanda che fa dormire quando non la bevi. Oppure, non so, meglio essere cornuto che vedovo, ci sono meno formalità. Mi è impossibile dirvi la mia età, cambia tutti i giorni. E questo è bellissimo. Si sofferma sul descrivere la lunghezza di un minuto. Guarda, che altre volte bisogna anche beccarli proprio col lanternino, proprio gli argomenti. Dice la lunghezza di un minuto dipende dal lato della porta del bagno in cui ti trovi. Questi erano gli idropatici, signori, e io inizierò la mia serata, che finora non è ancora cominciata. Meraviglioso. Ma perché devo parlare? Io mi metto qui e ti ascolto. Fantastico.
Senti come la musica crea già l'atmosfera giusta a Mike Chiaro. Signori, omaggio all'Esi Dropat. Estetica è quella parola che usano gli architetti quando devono giustificare due punti che non combaciano. Chi pensa che la matematica non possa aiutare nella vita, non conta. Sono talmente povero da non potermi permettere più di 2 preghiere al giorno. Una per ringraziare il Signore per non avermi abbandonato e l'altra per ringraziarlo per aver chiuso un occhio sulla sottile ironia della preghiera precedente. In verità vi dico, prima che il gallo canti 3 volte si sarà già preso una ciabatta in faccia. In Italia i processi sono lenti. Pensate che una mia parente è ancora in prigione. E voi direte, beh, non è l'unica, è vero, ma lei è accusata di stregoneria. Io inizio sempre dai preliminari, poi se riesco a trovare una donna, proseguo. Nella coppia di oggi è ancora l'uomo a portare i pantaloni, almeno nelle pause tra una ceretta e l'altra. La vita è piena di incertezze, ma non ne sono così sicuro. Eravamo così poveri che abitavamo in un albergo a 1 stella a cui esprimevamo il desiderio di non cadere. Amore mio, cosa farei senza di te? Aspetta che prendo carta e penna. Come diceva Sant'Agostino, la felicità è desiderare quello che si ha. Ma come dice mia zia Nilde, date a Sant'Agostino la mia pensione e vediamo se continua a sparare cazzate. Sono nato in Francia, ma mia madre è inglese e mio padre è americano. Mia moglie è russa, suo padre è tedesco, sua madre è giapponese. Mio figlio vive in Canada e sua moglie è italiana. A Natale sembra di stare al G8. Non ho ancora capito cosa significhi la scritta OGM. Forse sarà il caso di chiederlo a questo pomodoro che mi sta tirando i pantaloni. Un punto esclamativo incontra un punto interrogativo e gli chiede: problemi alla schiena? L'altro lo guarda e gli dice: fatti i cazzi tuoi e usa meno Viagra. Una donna bellissima una volta mi ha detto: fai di me quello che vuoi. Ho fatto 2 conti e l'ho venduta agli arabi. E una lettera S incontra il simbolo del dollaro. E guarda e gli dice: per te niente indulto? Dicono che alle donne piaccia il petto villoso, ma io continuo a sperare che mia moglie cambi idea e decida di radersi. Leopardi, Giacomo Leopardi, nonostante una siepe dinanzi alla sua vista, riusciva a scorgere l'infinito. Noi oggi riusciamo a fare la stessa cosa solo fumando tutta la siepe. Questo lo voglio dire, lo voglio dichiarare: io non ho paura della morte. Io non ho paura della morte. Io la morte l'affronto a occhi spalancati. È il culo che si stringe. Portava così sfiga che quando il medico dichiarò l'ora del decesso, la morte tentò di rianimarlo. Ho comprato un cane da guardia. Bravissimo, ma bravissimo. È morto di fame perché non mi lasciava entrare in casa a prendere le crocchette. E per finire, last but not least, i pesci più intelligenti sono i tonni. Avete visto con che precisione riescono a entrare nelle scatolette? Grazie signori, omaggio agli idropatici. Stefano, al pianoforte, magnifico, fantastico, meraviglioso. Grazie Stefano, di cortesia, mi ha mandato a fanculo. Abbiamo capita solo io e te, però non è un problema. Ho trovato un altro per la strada, mi ha detto: Flavio,
siamo nelle mani di Dio! E gli ho detto, speriamo che non faccia un applauso, perché siamo rovinati anche lì. Allora, questa crisi ci mette costantemente, ogni giorno, in contatto con una serie di temi con cui noi veramente continuiamo ad avere a che fare. È un periodo, io su questi temi che la crisi mette in evidenza mi sono un po' così preso la briga di scrivere dei piccoli appunti che mi servono per sorridere. Ora, tanti mi hanno detto, bravo Flavio, fai così, ridiamo e non pensiamo. Sbagliato, sbagliatissimo. Non si ride per non pensare, cioè non si deve ridere per non pensare, chiaro? Questo per un semplice motivo, perché se si pensa si ride molto, ma molto di più, chiaro? Noi non dobbiamo limitare la nostra possibilità del divertimento. La risata non deve essere cloroformio, deve essere stimolo. Comunque, diciamo, questa crisi ha messo in evidenza tanti temi, è una crisi di carattere economico, i primi pensieri vanno per l'appunto all'economia. Inizierò con un consiglio che è questo: investite nel mattone, ne basta uno per aprire una gioielleria. Sempre ovviamente scrivo questi pensieri sempre sull'onda del grande insegnamento degli idropatici, no? A cui io faccio riferimento. Tra l'altro, in questo periodo, no, le banche sono nel mirino, cioè il simbolo dell'economia, della finanza sono le banche, no? Le banche oggi sono nell'occhio del ciclone, nel mirino, cioè sono sotto i riflettori. Quello che stanno facendo è inenarrabile, quello che ha fatto il Monte dei Paschi di Siena, la Banca dell'Etruria, la Carige anche ultimamente, cioè, vuol dire, ne hanno fatte di tra l'altro io fortunatamente grazie a queste cose ho capito una volta per tutte perché il salvadanaio ha la forma del maiale. Ma al di là di questo discorso, non so se avete notato che in banca, per esempio, le penne hanno il filo. Questo serve per impedire che il cliente si possa pugnalare, perché in questi tempi non si sa mai. È una tutela nei confronti del consumatore. Tutto è andato in crisi, in questo periodo tutto è andato in crisi. La religione è andata in crisi. Cavolo, oggi abbiamo due papi, no? Uno è in carica, uno e l'altro è emerito. Il Papa emerito, quando era in carica, proprio ha fatto delle cose impressionanti. Cioè, ha abolito il limbo, lo sapete? Benedetto XVI ha abolito il limbo. Forse vi è sfuggita questa notizia. Il limbo non c'è più. È stato abolito da Benedetto XVI. La Chiesa Cattolica ha abolito, è vera la notizia, di qualche anno fa, io la riporto sempre perché so che non è andato male. Sappiate che il limbo non c'è più, la Chiesa Cattolica ha abolito il limbo. Infatti Caronte ha fatto sapere che anche quest'anno darà l'8 per 1000 ai valdesi. Io mi permetto di dire queste cose perché ho uno zio prete, adesso è in pensione, ha più di 90 anni. L'altra sera, tra l'altro, era a casa mia, era seduto sul divano, guardava la televisione, ha visto il Gabibbo e ha detto: oh, certo che è il diavolo, si è poi lasciato andare. Ma andiamo avanti, altri temi, la sanità, cosa è diventata la sanità? Ma signori, ma prima di chiederci cosa è diventata la sanità dovremmo chiederci cosa è diventata la nostra salute. Si è perso il rapporto di fiducia con il medico. Guarda quello che succede negli ospedali, è inenarrabile. Spesso le cose non funzionano, non sempre fortunatamente. Al pronto soccorso le cose non vanno, e ci sono chirurghi che operano i pazienti e poi lasciano gli attrezzi dentro il paziente, poi il paziente viene dimesso per festeggiare: faccio un viaggio, prendo l'aereo, va al check-in, suona, si tolga la cintura, suona, via le scarpe, suona, via tutto, rimane in mutande, suona. Via anche le mutande, passa, suona, comincia a gasarsi, l'ho sempre avuto di metallo, no! È il bisturi rimasto sotto il fegato dall'ultima operazione, mi spiace per te, eri troppo ottimista. E allora, dicevo, si è perso il rapporto di fiducia col medico, questo pensiero lo attesta molto bene. C'era uno in ospedale e il medico l'ha guardato e gli ha detto: guardi che lei ha un'ernia al disco. Sicuramente la operiamo. E lui, un po' spocchioso e strafottente, fa: un momento, io però vorrei un secondo parere. E il medico: va bene, lei è uno stronzo. Ora, il mio problema con la sanità, il mio rapporto con la sanità si riduce al rapporto con l'oculista. Qualcuno mi dice che sono fortunato, altri mi dicono che sono sfortunato. Sta di fatto che io, voglio dire, divento sempre più miope. L'altro giorno sono entrato in un ambulatorio dicendo: dottore, ci vedo ogni giorno un po' meno. Lui mi ha accompagnato gentilmente alla porta e mi ha detto: d'accordo, ma adesso esca dalla mia macelleria.
Non so se notate come continuo a utilizzare il meccanismo della Proslocheton, che fino alla fine non si il rapporto con la sanità ci permette di mettere a fuoco il nostro rapporto con i luoghi comuni. Che cos'è un luogo comune? Un luogo comune è un pensiero che più o meno tutti condividiamo e che diamo per scontato e non mettiamo mai in discussione. Perché? Perché è ovvio. Ma come ha detto il grande filosofo della scienza Eddington, l'ovvio non solo è difficile da dimostrare, ma non sempre è vero. Ecco, sono strani i luoghi comuni, noi cresciamo con i luoghi comuni. Prima, citando Maurice Donet, l'idropatico, lui aveva definito i riflessi come i movimenti che si fanno senza riflettere. Ecco, questa è la stessa cosa che succede, cioè i luoghi comuni sono una sorta di virus informatico che si impossessa del nostro computer personalizzato che chiamasi cervello e ti fa fare, il luogo comune ti fa fare un salto immediato, quasi come se fosse un tasto play che viene schiacciato e parte la musica. Stessa cosa, cioè tu non rifletti e rispondi, agisci senza riflettere. Facciamo un esperimento. Il buongiorno, hai visto? Il buongiorno si vede dal mattino, nessuno ha detto si chiamava Mike. Sarebbe stata una risposta altrettanto valida, però noi no, come sentiamo il buongiorno si vede dal mattino, quello è. E questi sono i luoghi comuni e la sanità ne sfata qualcuno, soprattutto questo. Si dice che la prostituzione sia il mestiere più antico, vecchio del mondo. Non è vero, la sanità dimostra che questo non è vero, perché il mestiere più antico del mondo è il dentista. Solamente dopo, in un secondo tempo, alcune donne hanno cominciato a prostituirsi per poter pagare la parcella. Infatti all'origine il detto era la donna batte quando il dente duole. Questo diventa difficile combattere nell'esistenza. Nei momenti di crisi gli altri diventano i tuoi competitor. Nei momenti di crisi l'altro diventa il tuo rivale, diventa il tuo nemico e l'altro più è diverso, più è tuo nemico. Ecco che scattano quei là rigurgiti di razzismo che sono una cosa impressionante. Io credo che il razzismo sia una delle cose più becere che si possano mettere sul tappeto dell'esistenza, sia chiaro. Però, tema messo in evidenza dalla crisi, 2 parole, 2 riflessioni le merita. Anzitutto una riflessione di carattere generale. Ne converrete con me? Il simbolo del razzismo nel mondo sono quelli del Ku Klux Klan. Avete presente chi sono quelli del Ku Klux Klan? Chiaro? Sapete come fanno quelli del Ku Klux Klan a reclutare gli adepti? Questi entrano la mattina in un bar e chiedono: qualcuno vuole un cappuccio? Ma a parte questo, di razzismo ne ha parlato anche uno dei nostri primi ex ministri della semplificazione, perché allora parliamoci chiaro, in Italia noi inventiamo delle cose straordinarie. Una delle cose che abbiamo inventato negli ultimi anni è stato il ministro della semplificazione. Che cazzo fa il ministro della semplificazione tutto il giorno? Niente, gli passano le frazioni e lui semplifica, perché insomma, come faceva le astine lui fin da piccolo non le faceva nessuno. E allora chi è stato il grande ministro della semplificazione? Calderoli, che a proposito del razzismo si è espresso, è stato chiaro, ha detto basta, è ora di finirla, il colore della pelle non conta, bianchi, neri, siamo tutti uguali, siamo tutti sulla stessa barca. E poi ha aggiunto: ecco, per cortesia, quelli un po' più scuri ai remi, forza, dai, che andiamo, che Calderoli è bestiale, Calderoli, Borghezio, questa gente ha in testa un sacco di materia grigia, è solo che purtroppo è DAS. Vabbè, andiamo avanti, riagganciandomi a questo discorso del razzismo. Però, siccome io ne parlo spesso con dei miei amici, eccetera, io ho un amico con cui discuto queste cose, che è particolare. Lui non è razzista proprio per niente, ma proprio zero, però ha una grande capacità, che è questa, cioè quella di, come dire, quando parla lui è capace di dire il contrario di quello che sta affermando. Cioè, sono casi limite, no? Molto estremi. Vi faccio un esempio per capire di cosa stiamo parlando. Se io ho un muro bianco e ci scrivo sopra qui non c'è scritto niente, e poi ti dico cosa c'è scritto qui, e tu mi dici qui non c'è scritto niente, non è vero, c'è scritto qui, non c'è scritto niente. Diciamo che è il cosiddetto paradosso.
E succede anche col mio amico, adesso lo capirete meglio quando sentirete cosa mi dice. L'altro giorno discutevo del razzismo, io insisto un po', a volte lo so, sono un po' pesante, e lui mi dice, a un certo punto, mi fa, allora Flavio, adesso basta, perché parla così. Adesso basta, hai capito? Adesso basta, ne ho piene le scatole, io bene? Adesso basta, adesso sai cosa facciamo? Basta, basta, adesso facciamo così, adesso i bianchi stanno coi bianchi, i neri coi neri e i gialli coi gialli, così la piantiamo lì una volta per tutte con tutte queste cazzate sul razzismo. Questa cosa si chiama, la chiamavano nel Medioevo, actus ignitu, actu exercitu, cioè tu dici segnatamente una cosa ma ne eserciti come significato un'altra, diciamo sostanzialmente. Altro esempio, cioè una volta mi ha guardato e mi ha detto, parlando d'altro, tanto per dire come ragiona lui, Flavio ascoltami, ricordati che per me nella vita la parola data vale più della roba scritta, hai capito? E se vuoi te lo metto anche per iscritto. Fantastico. Una volta al ristorante avevo ordinato la carne alla briglia, come cazzo mi piace cruda. Comunque, al di là di questo, queste cose succedono perché? Succede questa cosa del razzismo, una cosa, mamma mia, che pesantezza, ma perché? Perché non abbiamo ancora la coscienza, la consapevolezza di essere un'unica umanità che si differenzia alle varie latitudini e longitudini, perché se non ti differenzi così, lì non vivi. È un adattamento all'ambiente, è una risposta, perché insomma è il gioco del potere che vuole questo. Ci vogliono divisi, un'umanità divisa è più facilmente controllabile, chiaro? E allora tutto ci divide, la politica ci divide, chi è di centrodestra, chi è di centrosinistra, e non si parla. Basso, in alto, dialogano di brutto. Il colore della pelle ci divide, no? La musica ha sempre diviso le persone. Per dire, negli anni 60 c'era chi stava con i Beatles, no? E chi stava con i Rolling Stones. Negli anni 80 c'era chi stava con gli Spandau Ballet, no? E chi stava con i Duran Duran. Stavano malissimo tutti e due, per dire. Il calcio divide, chi è dell'Inter, chi è del Milan, chi è della Juve, chi è del Toro, compagnia bella, tutto ci divide, ma sono tutti, sia chiaro, tagli fasulli, sono tutti solchi falsi che fanno solo il gioco del potere, dividi et impera, fin dai tempi degli antichi, da sempre stato così. Molto importante. Nell'accezione comune la parola uomo implica un certo grado di maturità e responsabilità cui molte volte gli uomini si sentono impreparati, anche se sono troppo vecchi per essere chiamati ragazzi. È il caso di quei signori che si innamorano di ragazzine e allora vestono improbabili giubbini jeans, cappellini da rapper e pantaloni a vita bassa che lasciano scoperta una buona fetta di guaina contenitiva. La donna no. La donna a 7 anni è già in grado di pianificare la vita della specie umana maschile per i successivi 3 secoli. E si ferma ai 3 secoli non per una visione limitata, ma perché non considera possibile, oltre quel generoso lasso di tempo, la sopravvivenza del maschio. Ci sono delle differenze tra i vari aspetti della personalità, sì certo. L'aggressività è diversa, il maschio è più brutale della femmina. L'aggressività della donna è psicologica e mina alla base la personalità con continui accenni all'inutilità maschile. Il coraggio è diverso, il maschio non teme gli insetti. Ci sono donne che rottamano l'auto perché c'è una cimice dentro. In compenso l'uomo coraggioso sviene puntualmente in sala parto. Dal punto di vista tecnologico ci sono delle differenze, il maschio è più dotato in questo campo, se sono cazzate, obietta la donna, le sa tutte. E poi c'è tutta l'analisi del percorso dell'incontro e dell'incrocio tra i due mondi. Ora, generalmente l'amore comincia con la fase dell'infatuazione che riceve spinta dall'istinto sessuale. L'aspetto fisico, uno sguardo e altri fattori giocano un ruolo decisivo nella selezione di una persona in particolare. Sentire le farfalle nello stomaco è la classica espressione usata per tentare di descrivere la sensazione dell'innamoramento. Col passare del tempo, il maschio tende a veicolare l'appetito sessuale nell'appetito e basta,
considerando farfalle un particolare tipo di pasta da cucinare e mettere per l'appunto nello stomaco. Chiariti doverosamente questi punti filosofico-aberranti, io darei il via a una serie di piccole letture che attestano le differenze tra i due grandi mondi, fra le due grandi metà del cielo. Gli psicologi dicono che noi uomini cerchiamo sempre una donna che assomiglia a nostra madre. Se vedessero mia madre almeno una volta capirebbero perché cerco sempre una donna che assomiglia a uno psicologo. Luogo comune, l'ennesimo. L'uomo è un maiale. Vero, l'applauso della piazza, forza, l'applauso, sì, vai, l'uomo è un maiale, vero, vero, vero. Ma se l'uomo è un maiale, la donna è un 1000 piedi. Altrimenti come si spiegherebbero le 500 paia di scarpe nell'armadio? Ora, questo lo dico per i maschi due cose rendono il sesso sicuro: i distributori di preservativi e quelli di banconote. Pensiero che fa capire molto bene la differenza d'approccio fra i due mondi. Ieri ho visto un film di 3 ore con la mia ragazza. Abbiamo pianto tutte e due tantissimo, lei per il film, io per le 3 ore. La donna ideale è quella bella e intelligente. L'uomo ideale deve riuscire a farla ridere, possibilmente vestito. Quando una donna ama lo fa con tutta se stessa, quando un uomo ama lo fa con tutti i centimetri che ha a disposizione. La mia ragazza mi ha consigliato i preservativi ritardanti, ma da quando li uso ho bisogno di un insegnante di sostegno. Nella vita si può anche cambiare idea. Discutevo con la mia donna e sostenevo che un rossetto molto rosso non per forza di cose sia da considerarsi necessariamente volgare. Lei mi ha guardato e mi ha detto: guarda che ti sbagli di grosso, perché un rossetto molto rosso è molto ma molto volgare. M'ha convinto e me lo sono tolto. Il maschio nei confronti della donna che comunque ama fa delle gaffe impressionanti, come attesta molto bene questo pensiero. La mia donna si è guardata allo specchio e non si piaceva più. Diceva di avere le rughe sul viso, le gambe rovinate, il culo enorme. Io allora per consolarla le ho detto: beh, però hai ancora una vista ottima. Un'amarezza che credo accomuni tutti i maschi presenti in questa piazza: di 28 ce n'è uno. Seconda amarezza: non è vero che tutti gli altri ne hanno 31. Lei mi ha detto: ti lascio perché non hai fantasia, e ci sono rimasto male perché non me lo sarei mai immaginato. Quando lei, nel momento in cui le comunichi che ti vuoi separare, ti dice: una come me tu non la trovi più, lei non sa che è esattamente quello il motivo per cui tu hai deciso di separarti. Questo lo dico ai maschi: per capire una donna non chiedete consiglio a un'altra donna, per risolvere un'equazione non si chiede consiglio alle incognite. Questo invece lo dico alle femmine: non è vero che un uomo in casa stia sempre con le mani in mano, almeno una la usa per tenere il telecomando. Ora, stiamo parlando dell'amore. L'amore è una cosa importantissima, ci possiamo ridere, scherzare sopra quanto ne vogliamo, prenderlo in giro quanto vogliamo, ma l'amore resta fondamentale. Per dire, quando noi perdiamo tutto, diciamo: vabbè, ci resta l'amore, no? Per dire, quando Briatore perde l'amore dice: vabbè, mi resta tutto. Ma che cazzo è? Andiamo avanti. La donna solo che deve ancora imparare a non sporcare in giro. L'amore è una prigione invece. Infatti quando le chiedi di fare sesso lei ti dice: aspetta un secondino. Ecco perché poi per molti maschi l'amore diventa una parentesi rosa fra le parole fanno e 50 euro. La mia donna mi ha regalato un paio di mutande con il disegno del pianeta Marte. Le ho chiesto il senso di questo regalo, insomma. Lei mi ha detto: beh, guarda, è una similitudine, perché in entrambi i posti un tempo c'era vita. Quando poi sono in mutande sul divano guardando la televisione penso: beh, non sto guardando un bello spettacolo.
Però per onestà intellettuale devo dire che anche il mio televisore può dire la stessa cosa. Le donne sono le uniche creature che quando si siedono al computer sono in grado di schiacciare tasti che neanche il computer sapeva di avere. Un mio amico sostiene che la donna perfetta sia quella che ha qualcosa in più delle altre. Ho cercato di spiegargli che quelli sono i trans. Udi per tutta la casa, fumando spinelli e cantando Piovono uomini. Sinceramente pensavo a tutt'altro quando lei mi ha detto vieni da me, che i miei sono fuori. Grazie. Grazie Stefano. È stato un piacere incontrarvi, penso di essere arrivato sul limitare, giusto? Liete Pensosa, il limitare di Gioventù Salivi, grazie signori, è stato veramente un piacere incontrarvi. Adesso ci sarà il concerto, ho sentito oggi le prove, sono bravissimi, per cui sarà il momento per cantare tutti insieme. Buona festa, buona permanenza, grazie per aver... Soltanto un po' la musica che è speranza, una musica che è pazienza, come un treno che passa con un carico di frutti. Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti e la mia banda suona dopo, per chi l'ha visto e per chi non c'è, e per chi quel giorno lì mi seguiva una sua chimera. E non fermateci, per favore no. La mia banda suona il po', cambia faccia dopo da quando il trasformismo è diventato un'esigenza. Ci vedrete in crinoline come pronte ballerine, ci vedrete danzare come giovani zanzare, e ci vedrete alla frontiera con la macchina bloccata, ma lui ce l'ha fatta, musica passata, è un rock bambino, soltanto un po' latino, viaggia senza passaporto, e lui dietro col fiato corto, lui penetrava in muro, fa breccia nella porta, ma in fondo viene a dirti che la tua anima non è morta. La mia banda suona rock ed è un'eterna partenza, viaggia per onde medie, modulazione di frequenza, è un rock bambino, soltanto un po' latino, musica che è speranza, una musica che è pazienza, incontro un treno che è passato, carico di frutti, eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti, la mia banda suona rock, per chi non c'era, di quel giorno lì seguiva la sua chimera, svegliate fino non ancora e non fermateci, no, per favore no.
si è perso, si è perso e non sa tornare. Andrea si è perso, Andrea si è perso, si è perso e non sa tornare. E Andrea aveva un amore e riccioli neri. E Andrea aveva un dolore, riccioli neri. C'era scritto sul foglio che era morto Sulla bandiera c'era scritto e la firma era d'oro e la firma di re. ucciso sui monti di Trento Dalla mitraglia, ucciso sui monti di Trento dalla mitraglia. Bosco, contadino del regno, profilo francese, occhi di Bosco, soldato del regno, profilo francese. E Andrea l'ha perso l'amore, la perla più rara. E Andrea in bocca, ha in bocca un dolore, la perla più scura. Raccoglieva violette ai bordi del pozzo. Andrea gettava i luccioli neri al cerchio del pozzo. E il secchio gli disse, signore, il pozzo è profondo, più fondo del fondo degli occhi, nella notte del pianto. Poi disse mi basta che sia più profondo di me. lui disse mi basta che sia più profondo di me.
dell'ultimo sole si era subito un pescatore, aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso. Venne alla spiaggia un assassino, gli occhi grandi da bambino, corpi enormi di paura, per gli specchi dell'avventura. Al vecchio da vent'anni, ho poco tempo e troppa fame, e chiese al vecchio dammi il vino, o siete solo un assassino. Schiuse il cieco un giorno, non si guardò neppure intorno, ma verso il vino spezzò il pane, per chi diceva siete fame. Di un momento, poi via di nuovo verso il vento, poi via di nuovo verso il sole, dietro alle spalle un pescatore. Dietro alle spalle un pescatore, e la memoria è già dolore, è già l'impianto di una passione, sciolta dall'ombra al colore. Sella dove c'è andare, vennero in sella con le armi, chiesero al vecchio se lì vicino fosse passato un assassino. All'ombra dell'ultimo sole si era assorbito il pescatore, e aveva un solco lungo il viso, come una specie di sorriso. E aveva un solco lungo il viso, come una specie di sorriso. La 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 la. Almost Haven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life's older, all around the trees, younger than the mountains, don't bring fly the breeze down the road, take me home to the place I belong. West Virginia, on the line.
giornate d'autunno sembravano eterne, quando chiedevo a mia madre dove eri tu. Io non capivo cos'era quell'ombra negli occhi, e cominciavo a pensare che manchi tu. Non so più il sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me. Non so più se mi manca di più quella carezza della sera, o quella voglia di avventura, voglia di andare via. Non so più il sapore che ha quella speranza che sentivo nascere in me. Non so più se mi manca di più quella carezza della sera, e ho quella voglia di avventura, voglia di andare via. Le case, le pietre, e di carbone dipingeva di nero il mondo. Il sole nasceva, io non lo vedevo mai, laggiù era buio. Nessuno parlava, solo il rumore di una mano che scava e scava. Le mani, la fronte hanno il sudore di chi muore, negli occhi, nel cuore c'è un vuoto grande più del mare. Ritorna alla mente il viso chiaro di chi spera questa sera come tante in un ritorno. Un'alba più nera mentre il paese si risveglia, un sordo fragore ferma il respiro di chi è fuori, paura, terrore sul viso caro di chi spera questa sera come tante in un ritorno.
Stasera facciamo il do. Che do, non so dove sei partito tu. Era uno scherzo, era uno scherzo. Per far capire che siamo in diretta, che non Stiamo siamo prendendo lo scherzo. adesso non sapete che stiamo Però sono stati bravi, ho sbagliato tonalità e non sono partiti. Siamo distratti. Siamo distratti. Motocicletta 10 HP tutta cromata e tu a 16 sì, mi costa una vita, per niente la darei, ma ho il cuore malato, so che guarire. Non dire no, non dire no, non dire no, non dire no. Lo so che ami un altro, ma che ci posso fare? Io sono un disperato, voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, perché ti voglio amare, stanotte adesso sì, mi basta un tempo di morire, tra le tue braccia così. Non dire no, non dire no, non dire no. Lo so che ami un altro, ma che ci posso fare? Io sono un disperato,